Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 13 maggio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: l'ULSS Dolomiti è affidata ad Alben, resta direttore generale anche a Padova. Zaia sceglie di inviare a Belluno uno dei manager più esperti e decisionisti della sanità veneta. Nel mandato un'attenzione particolare ai servizi di Cortina in vista delle Olimpiadi. E la notizia viene ripresa sulla prima pagina che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Secondo incarico per il manager dell'azienda universitaria. Nel mandato un impegno particolare sulle Olimpiadi. Un direttore generale, spiega il Corriere delle Alpi, per 2 aziende sanitarie. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha deciso di affidare la guida della sanità pubblica bellunese a Giuseppe Del Ben, numero 1 dell'ospedale universitario di Padova, che terrà contemporaneamente entrambi gli incarichi. Trevigiano, Dioderzo, 66 anni, Dal Ben è un medico di esperienza con un lungo percorso manageriale all'interno della sanità veneta. Partito dalla direzione di alcuni distretti sociosanitari, passato per il ruolo di commissario di aziende che avevano bisogno di un rapido intervento, per approdare infine alla direzione generale dell'USL di Chioggia e 2 anni fa all'incarico padovano. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, e torniamo alla parte di carattere nazionale per segnalare alcune notizie che vengono proposte oggi, a partire dalla notizia della visita del presidente dell'Ucraina Zelensky a Roma. Zelensky da Papa Francesco per la pace. La mediazione vaticana piace a Mattarella. Il presidente ucraino incontrerà anche la premier italiana. Parleranno di forniture militari e non è escluso che Kiev torni a chiedere Washington non crede a soluzioni senza l'invio di armi. Bisogna essere nella condizione migliore sul campo per essere forti ai negoziati. Questa è la sottolineatura che viene dagli USA. E sempre per quanto riguarda temi di carattere generale, Papa Francesco: accogliamo figli e migranti. Il pontefice: mai contrapporre la natalità all'accoglienza. La premier Meloni attacca la maternità surrogata. L'utero non si affitta. Si tratta della sintesi, tramite i titoli, di quanto detto dal Papa e da Meloni agli stati generali della natalità in corso a Roma. Il Papa: mettere al mondo dei figli viene percepito come un'impresa a carico delle famiglie. Questo condiziona le giovani generazioni. La premier Meloni: non sia un tabù dire che la natalità non è in vendita, che l'utero non si affitta e i figli non sono prodotti da banco che puoi scegliere. Andiamo ancora avanti. Un altro tema di carattere generale che interessa da vicino anche tanti bellunesi è quello della dunata alpina di Udine, in programma questo fine settimana. La pioggia non ferma gli alpini ed è festa. L'alzabandiera apre la seconda giornata, inaugurata la cittadella. Il sindaco di Udine la città vi abbraccia e oggi i paracadutisti. Canti, brindisi e spuntano i trabiccoli. Goliardici sì, ma abbiamo rispetto. Con il popolo delle penne nere ci sono anche famiglie, mogli, fidanzate e bimbi. Le accuse dopo Rimini ci hanno ferito alcune sottolineature. Chioschi, plateatici, intere piazze trasformate in tavolate all'aperto. Tra i curiosi anche 3 cicloturisti austriaci incantati davanti a spiedi, vino e panini.
La fanfara della Cadore onora il Vajont, gli alpini bellunesi fra memoria e festa. Stasera il concerto a Pelmanova, suoneranno anche due Boccia che al tempo portarono soccorso alle vittime del Vajont. Nevegal 2021 e Dolomiti Strade, pronte a gestire gli impianti. In questo caso si parla del futuro del Nevegal. Società Nevegal 2021 e impresa Dolomiti Strade si sono unite per partecipare alla gara. Sono state ammesse, superato lo scoglio fideiussione, ma per l'aggiudicazione bisogna attendere. Si tratta appunto dell'aggiudicazione della gestione degli impianti del Colle di Belluno. Le Dolomiti viste con gli occhi nuovi, studenti all'opera con Io vivo qui, racconti, brochure, foto su fiumi, storia del territorio, mestieri e natura. 8 le classi protagoniste di questa iniziativa, in parte anche evidenziate da 2 fotografie riportate dal Corriere delle Alpi. Teatro, Fondazione Teatro di Belluno, affitto più caro per coprire il passivo. Arrivano i coordinatori. Tossicodipendenze, disagio in crescita, ma poche risorse per affrontarlo. Al convegno, voluto per il 40° compleanno del CEIS, il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, un approfondimento con gli esperti dei servizi terapeutici. E poi un articolo dedicato a Don Gigetto de Bortoli e alla storia appunto del CEIS di Belluno. Questo è il titolo: Le creature di Don Gigetto, 3 comunità, 2 cooperative e un centro di formazione. Tutte strutture messe in piedi in questi 40 anni a servizio delle persone con dipendenze, a sostegno del loro recupero. Il Soroptimist dona 1.000 euro alla farmacia della Immacolata. Il servizio aiuta chi non può permettersi medicine e prodotti per l'infanzia a poterli ricevere anche gratis o a costo ridotto. E siamo nel comune di Belluno, allerte meteo e chiusure viarie. Il comune avvisa via Telegram, comunicazioni di Palazzo Rosso e Protezione Civile nel canale Belluno Alert. Dekunovic, l'assessore, sarà utile ai cittadini in caso di emergenze e calamità. Eccoci sulla pagina di Feltre. Coltellata mortale, un secondo indagato per quanto riguarda l'omicidio consumatosi qualche giorno fa a Fener di Alano di Piavi. Fari accesi sull'uomo che uscì con Costa la vittima. Un 42enne ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in omicidio, perquisita la sua abitazione. I 60 anni dell'Unione Sportiva San Vittore, corso ora un campo moderno. Ricordati con affetto i presidenti scomparsi Ruzza della FIGC, questa società racconta il territorio. Al santuario di San Vittore si celebrano i patroni Vittore e Corona. Domani la Santa Messa con il Vescovo. Previsioni meteo incerte e freddo, in forse il tradizionale picnic. La cucina della sagra funzionerà a mezzogiorno per accogliere i fedeli che accorreranno alla festa. Distretto di Fonzaso, tutto ristrutturato con ambulatori, sala d'attesa e bagni. Il comune rivedrà i parcheggi nella piazza. Pasa salvaguardare la qualità della sanità in montagna. Scuola materna di Trichiana, via libera alla riqualificazione. Approvato il progetto esecutivo per il miglioramento energetico e antisismico, il sindaco Cesa, la comunità avrà un edificio meno dispendioso e più sicuro. Sedico, gli scolari delle scuole medie in piazza
per l'AIR, che è l'Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro. Muore soffocato da un boccone di brioche. Inutili i soccorsi per Danny Saviane, 45 anni, nella comunità di Venas dove alloggiava ieri a Cadola l'addio all'ex ciclista. E sempre dal comune di Ponte nelle Alpi, Frana dei Paradisi, nuovi lavori al via. La provincia annuncia il secondo lotto partirà entro giugno, installati dei sensori per il monitoraggio del dissesto. E siamo a Livinallongo, azzerata l'addizionale IRPEF per quasi un terzo del paese. Stop alla imposta comunale per i cittadini con redditi fino a 10.000 euro. Velox a Brenta, comune sanzionato per gli atti non trasmessi ad un multato. Riportata alla memoria la morte sull'ostolanza del partigiano Simone, il nipote di Simone Marin, alla cerimonia per il restauro della lapide. Gentilin dello Speech GL, questa pagina di storia non va dimenticata. 50.000 ragazzi coinvolti nelle Olimpiadi, 1000 giorni all'evento. E in questo caso si tratta di un articolo che fa riferimento ai preparativi in vista delle Olimpiadi. E sempre da Cortina, la SEAM cerca gestore per il tennis Apollonio, stagione al via il 5 giugno. È partita dal Gran Caffè Tiziano la corsa di Manusci, candidata a sindaco di Pieve di Cadore, contro il quorum. Nello storico locale al centro del paese hanno lavorato papà e zia della candidata. Non facciamo calcoli sui numeri, l'invito a tutti è quello di andare comunque a votare, sottolinea Manusci. Valle di Cadore, una passerella metallica per pedalare in sicurezza, riaperta la pista di Venas. Il cedimento della strada all'altezza del sottopasso aveva provocato la chiusura. La sindaca Ofer soddisfatta per il lavoro di squadra con GSP. Due opere di Balestra da ieri impreziosiscono il Museo Diocesano di Feltre. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino, che quest'oggi ha una doppia copertina, la prima dedicata alla adunata degli alpini a Udine, col titolo in grande evidenza Festa alpina. Udine e il Friuli accolgono 500.000 di persone. Il Gazzettino regala il tricolore per partecipare e assistere alla adunata dei record. E poi la prima pagina vera, abituale, diciamo, con questo titolo principale: Giustizia, riforme a fine mese. Il ministro Nordio al Festival della Geopolitica, favorevole all'abolizione dell'abuso d'ufficio. Il governatore del Veneto Zaia sull'Ucraina: l'Europa sta abdicando e sui migranti ci lascia soli. Questo è il titolo principale scelto oggi dal Gazzettino, ma andiamo sulla parte che il giornale riserva alla provincia di Belluno. In questo caso il titolo principale: Omicidio di Fener, un altro indagato. Un secondo domenicano accusato nell'inchiesta per l'assassinio di Costa. Avrebbe aiutato il connazionale, in carcere da 6 giorni. E le due pagine di abituale approfondimento proposte dal Gazzettino di Belluno sono dedicate a sanità sociale e al lavoro. Vediamone i titoli principali. Dalle dighe 7 milioni per le case di riposo. La legge voluta dall'assessore regionale Bottacin porta a casa nuovi fondi dalle grandi centrali. Porterà beneficio alle RSA, ma l'iter è fermo in attesa dei dati Enel Terna. L'assessore: si tratta di un intervento epocale e strutturale che ho voluto portare avanti. In preparazione il regolamento per dividere il bottino, dividere tra virgolette il bottino tra le varie strutture sanitarie. Si tratta di una legge regionale che dispone appunto che le grandi
i grandi impianti idroelettrici destinino una parte di quanto introitano a sostegno del territorio. L'occhialeria assume e cerca 160 dipendenti. L'iniziativa parte dai centri per l'impiego della provincia. Si inizia il 17 maggio a Belluno. Sono 13 le aziende interessate al progetto. Filctem, il lavoro c'è, mancano salari adeguati. Questa è la sottolineatura del sindacato. Purtroppo si continua a fare man bassa di contratti somministrati e a tempo. C'è troppo silenzio sul caso Safilo? La sensazione, già tutto deciso. Angelo Trocchia, stiamo lavorando a una lista ristretta di potenziali acquirenti. Questa la voce che viene dalla Safilo. Pullman pieni per chiedere asilo a Belluno. In 60 ieri mattina in fila davanti alla questura di Belluno. Erano profughi arrivati dal torinese per fare le pratiche. Sono più rapidi qui, sottolineano. Il questore Giuseppe Maggese: sono arrivati in massa, ma le priorità vanno agli sbarchi di Lampedusa e agli ucraini. Erano fino in strada, in via Volontà della Libertà. Il traffico è andato in tilt, arrivati anche i carabinieri per gestire la situazione. Nevegal, 2 imprese per la gestione. Ieri è stata aperta l'unica busta. Gli impianti sul colle di Belluno saranno affidati a Dolomiti Strade e alla Nevegal 2021. L'amministratrice Francesca Bona, orgogliosa di essere parte dell'impresa. Alessandro Molin, avanti più sicuri. L'assessore di Belluno Franco Roccon: per noi è un passo importante, siamo soddisfatti di questa scelta. Addio al professore Poeta, l'ultimo incarico al liceo Renier e il legame con Verba Volant. Si tratta dell'articolo che dà notizia della morte di Enrico Gasperi, toscano di origine, aveva 66 anni, si è spento la notte scorsa a Livorno. A lungo ha lavorato anche a Belluno. Santuario di San Vittore ad Anzù di Feltre. Sblocchiamo i soldi. Il municipio di Feltre è la stazione appaltante per il restauro della Basilica dei Santi Patroni. C'è 1 milione a disposizione. L'amministrazione Fusaro è impegnata per velocizzare la soprintendenza perché avvii presto gli attesi cantieri. Oggi alle 20 celebrati i vespri solenni della messa della festa, dei Santi. Domani messa solenne alle 10:30 alla presenza del vescovo Renato Marangoni. Quasi 10.000 alle urne, ma sindaci già eletti, la parola è scritta tra virgolette. Pieve di Cadore, Sospirolo, Cencenighe, Canale d'Agordo. Tutti con un unico candidato. Ecco quanto vale il quorum per ciascun comune. Serve il 40%, senza considerare gli iscritti all'ERE, cioè i cittadini di quei comuni che risiedono all'estero. E c'è la presentazione dei candidati sindaco e della loro squadra in vista delle elezioni che interesseranno questi comuni nella giornata di domani e di lunedì mattina per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Come detto, è necessario che almeno il 40% degli aventi diritto si rechi alle urne perché le votazioni siano considerate valide. Arsie Fonzaso, inaugurato il polo sanitario territoriale. Ospiterà i medici di base, il pediatra e il punto prelievi. E ancora per la sanità, ospedale riabilitativo di Lamon, riapertura a settembre. Rispettate le tempistiche, reparti a buon punto. E concludiamo con una notizia di carattere sportivo. Coppa del mondo di mountain bike, esordio amaro, Specia e Marquet nelle retrovie. In Repubblica Ceca le 2 feltrine chiudono la
la prova di short track in 32esima e 37esima posizione. La gara serviva a comporre la prima griglia del cross country, ma entro il 24esimo piazzamento. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.